Allora questa è il proposto? Dove siamo? Ci stiamo. Ciao. Ciao. Mi sento bene. Oggi facciamo un affari d'oro. Però sto comprando il fatto di quella giornata di ricavo. Comunque non vorrei dire, ragazzi. Vorrei dire, ma già nell'uso che non sono mai venuti a super attività. Io volevo dire che avevano fatto piovere, pensavo che dicessi. No, era partito così. Ho fatto quello perché io ho portato la crema solare. Ma ti dirò di più, in macchina nel bus super mega ombrellone 50 posti, chiamavamo tutti. Se lo puoi fare. Poi ce l'hai in macchina, questo nascosto. L'organizzazione del gruppo è questo nascosto, lo faremo fuori. Mi sa che non anche più. Potresti farti alla senegalese che vende. Adesso comunque arrivano, c'è la Vanessa Marco, che sono raccomandate che non basta, così. È vero? Come la H2 Ma lui è grandioso! arrivato l'ombrellare
Una foto, faccio il video e lo mando giù. Allora vedi perché là, perché avrebbe più diritto però la foto non là, chiaramente così. Quindi devo tirare il dentro la sua. Così sì. Io c'è la telecamera, solo la telecamera. Si vede! Si vede!
Al primo Nico. Come lo chiamo Missoni? Missoni! C'è una partita.
Dici che ci stanno lì Flavio? Ti ho insegnato qualcosa e fare Ciao ragazzi, che bello, bello serve. io il primo set ragazzi vado a fare il servizio al cavaliere. Va bene, Se non ti bagna però, che ci ti servirà? va bene, ci sta. Pesantino. Questa là. Io quello di là. Solo dai 5. C'è il ciccia. Ragazzi. Era l'unica c'è non so che da domani prendo la prima serie. sto bene, sì. Vabbè, allora se non ci fate niente, allora stasera mi avvisi così organizziamo un video, sempre che ti vada bene, Nonno. Nonno! No? Stiamo giocando strano. Mezzo posto? No, mezzo posto seduto però, se sono seduti sotto la telecamera, quindi puoi fare anche il commento tecnico. No, 4-3. No, dopo. Dai il posto più centrale di lo fai? Sotto la telecamera Guarda, tutti cercano, girano, Terry, spingi, Io ho visto voi,
questa è una raccomandazione. Volevo mettermi là, ho detto alla tassa, alla tassa, dico sì, alla tassa. No, non è che quando piove, no. Non lo so. Sono io qua, adesso ho cominciato, ma prima è stato un po' di universale, ho paura che Ma l'avevi per forza. sì, ho capito, ma invece non è Massimo Ceccaroni, è un certo Romantico. Lo fa apposta. Io mi riconosco, Si fa la mattina si fa la parte. è una rivista di forte, loro magari. Non è che c'è, ma non lo so, perché io mi chiamo le notizie, ok? E lo guarda, questo è proprio io oggi non so che c'è, non è che posso infilarmi problemi, quindi sicuro. Vabbè, adesso stanno giocando, quindi via Bulli che lo chiamo lui, perché io no, ma allora, ascolta, adesso non so, adesso comunque però considera che alla finale del mese alle 5 qui sono a metà del primo set, sono 5-3, sì, ma allora ok, quella sicuramente. Intanto, visto com'è il tempo, gioco, sai, se piove non è che sto a prendere il sole, capito? No. Sì, ma se io sapessi come è fatto, c'è quel problema lì, capito? Cioè io conosco quest'altro, non conosco perché però poi appunto il problema è quello. Adesso se lo vedo faccio le cazzine, ok, ciao.
Sì, auguri, mezzo posto, fai te. Ciao. Sì, ciao. Sai 2 posti, è come il supermercato, no? Ciao, 2 chili. Si è rigonfiato tutto, si è spacciato. Signori, battiamo le mani insieme. Siamo finalmente tornati. Un attimo di pazienza all'arbitro, proprio un secondo, per dare il buongiorno e il benvenuto a tutti in questa splendida cornice. Ha fatto giusto 2 gocci, così noi di Radio Studenta siamo tornati, Yuri Maru, Sandro Base. Ovviamente adesso lascio la parola al buon Orto che vi presenterà nuovamente, diciamo così, le sportive che hanno già fatto il primo set e poi riprendiamo. Grazie Orto. Le chiamiamo velocemente in campo perché ovviamente sono caldissime, è una tradizione di regalare il grande applauso all'inizio di ogni partita, in via Anomalo lo facciamo all'inizio del secondo set. E allora 21 anni, Ravennate, viene dal tennis, finalista nel 2013 qui a Cervi, ha appena vinto il doppio misto mondiale ma non è tipo da accontentarsi. L'applauso del Bagno Delfino è per Camilla Ponti. 22 anni da Punta Marina, Ravenna, si allena al White Beach di Marina, dopo il G1 vinto a Bibione parte la caccia del titolo mondiale, signori e signori, Martina Corbara. 21 anni da Imola, doppietta mondiale nel 2013 con il misto e il doppio femminile, quest'anno con la nuova compagna si è concentrata sul doppio per continuare a vincere il bilanciere armato di Sofia Cimatti. 27 anni
più esperta fra le finaliste, ha giocato e vinto in ogni angolo del mondo, le manca solo l'ambita vittoria Celvi ed è qui per questo Federica Superbach Bacchetta. Buon secondo set, buon divertimento a tutti. Da Elisabetta Lecce da Roma, scusi. Dai, non buttarti giù così, dai. Alessio, forza! Amputazione di una gamba. C'è lo sconsiglio. Sì, ma penso che sia un po' come il dottore del Zaccarà. Abbiamo visto dei bene. Primo game, quindi in vantaggio Bacchetta Cimatti che conducono anche per un 7-0, il primo avete visto vinto con un combattuto 6-4. Siamo qui al Bagno Delfino per il terzo, l'ultimo giorno del tabellone principale, dei tre tabelloni principali, doppio maschile, doppio femminile, doppio misto. Il titolo mondiale del doppio misto qualche ora fa è stato portato a casa da Camilla Ponti insieme a Marco Faccini, che hanno battuto la coppia italo-venezuelana composta da Matteo Godio e Patricia Diaz. I tabelloni di uomini e donne invece sono giunti alle loro finali. Cominceremo con il femminile, a seguire si gioca la finale maschile e doppio maschile, che come tradizione chiude il programma del torneo Città di Cervia, da 2 anni campionato del mondo ITF. Camilla Ponti, che ha scelto questa battuta in lob, che poi ha ben seguito a rete, ed è il 15-0 sul proprio turno di battuta. Camilla. Fallo di piede. L'azione va ripetuta, se ho capito bene. Oh, patac! Fallo di piede. Ripetuta. Non è che fallo è toccato la riga, Viene fischiato un fallo di piede, quindi 15 passi. 15-30. Ha avuto questo tocco di Federica Bacchetta, 30 pari nel secondo game. E ancora Camilla che con il servizio sfida l'abilità
Peraltro notevole di Federica all'attacco, qui però c'è l'errore, 40-30. Qui invece è il bilanciere di Sofia a dare assegno sul fotografo campione del mondo, orgoglioso del titolo del calcio vinto dalla sua Germania, Max. Malinteso su questa palla centrale, due ragazze che giocano assieme per il primo anno. Anche la coppia Ponti-Corbara si è composta quest'anno. Camilla Ponti lo scorso anno con Giorgia Gadoni arrivò a questa stessa finale, che giocò proprio contro Sofia lo scorso anno con Veronica Visani, poi campionessa del mondo. Il lob è lungo, così come questo servizio, 15 pari in questo terzo game, secondo set, il primo 6-4, come vedete nel magnifico tabellone elettronico approntato dall'organizzazione cervese per questo mondiale. No, Canori. Beh, là sulla strada, tabellone peraltro interattivo, a cui potete dedicare i vostri messaggi via Twitter. L'hashtag lo vedete di tanto in tanto proposto proprio nella pubblicità, tra i vari messaggi che compaiono sul tabellone luminoso, purtroppo molto ben visibile visto che è una giornata pomeriggio nuvoloso. Batte Sofia. Spinge il dritto Federica. Palle lunghe, le ragazze devono ora gestire un vento piuttosto teso, insistente, fastidioso, anche piuttosto variabile, elemento da ovviamente considerare con molta cura. Errore in questo attacco da fondo campo per Federica Bacchetta e game per Ponti-Corbara. Conducono 2-1 nel secondo set. Corbara lo scorso anno ha giunto ai quarti di finale con la ravennante, la sua concittadina Patrizia Pirazzini. Bring the action. E ancora un po' di suono offerto ovviamente da Radio Studio Delta qui al Bagno Delfino. Voglio sentirvi battere le mani, avanti, voglio sentire la vostra energia, Bagno Delfino, avanti! Date un po' di energia alle ragazze che stanno giocando in campo, come dice Orto, con un vento abbastanza fastidioso. Facciamogli sentire il nostro calore. Se volete urlargli tutta la vostra energia potete farlo adesso o mai più, perché stanno per rientrare in campo le finaliste di questo mondiale di beach tennis al Bagno Delfino. Vi lascio nuovamente la parola al nostro buon Orto. Grazie Sandro e grazie a Studio Delta che ci accompagna in questa difficile domenica di finali. Batte Martina Corbara. Nella parte
fallo un po', fallo da piede. Dopo sono curioso di vedere. No, abbiamo 0,15. C'è Bellacqua 3 volte. Infatti sto arrivando. Infatti sto guardando la posizione dell'Unione. 0,30. Morbidissimo Sofia che scatenano i suoi ultras. Sono 6, 4. Un po' in confusione la giovane Martina, ma noi lo accompagniamo con un applauso. Vedere che può capitare, Martina è spirito combattente, non si arrenderà certo qui, siamo 2-2 nel secondo set, il secondo set apertissimo dopo la vittoria in volata di Chicca e Sofia. Ha battuto da sotto. Ci arrivano tutti e due voraci su questa palla alta, più rapida Sofia che se la aggiudica e la mette giù. 15-0 nel quinto game. Questa volta l'appoggio incrociato di dritto che altre volte abbiamo visto andare a segno si spegne fuori. 15 pari. Batte la ravennate Federica Bacchetta con la città di Ravenna che domina anche a livello maschile anche questa edizione dei mondiali. Quindi 30. Di Martina che finta un tipo di giocata con il croce all'improvviso. Grande la misura. 15-40. Lungo il tocco di rovescio Camilla che gioca sul lato sinistro come avete visto del campo, posizioni piuttosto stabili per le due coppie in questa finale. Esce il segno Martina, il punto che vale il game. 3-2 per le due giovanissime ravennate. Ragazzi, proviamo a far partire la ola, dai. Partendo adesso vi faccio vedere che così. Splendida cornice di Cina, cominciamo. Proviamo a far partire la ola, a partire dal di qua ovviamente che va in senso antonale. Siete pronti al mio 3 ad alzarvi in piedi e poi a seguire tutti gli altri. 1, 2, 3. Sali, 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 sali. Avanti, di là, le gambe in piedi, forza. In piedi. Vai, vai, vai. Eccola che torna. Vai, subito, avanti. Ancora. Facciamo l'ultimo giro. Vai, vai, vai. In piedi, forza. In piedi. Ok.
presso balla che sono il testo sicuramente lui, che è col caldo. Dopo il tema tattico della sfida, tra i tentativi in lob di Camilla, gli attacchi di Federica, si inserisce Sofia. E qui invece Martina a trovare un bell'angolo. Corbara-Ponti conducono 3-2 nel secondo set, hanno ceduto il primo con un serrato, dopo un serrato 6-4. Con lo smash Camilla 30-15. Aumentano il loro vantaggio. Sì, piove. Ancora un punto per le 21-22 anni ravennati. Il finale molto giovane, faremo un po' i conti, ma credo sia forse la più giovane mai giocata nei tanti anni di tradizione qui al Delfino. Ancora un punto a vantaggio di Corbara-Ponti. Giusto in campo il tocco profondo di Martina Corbara. Che il mondiale a Cervia ha ospitato per il secondo anno consecutivo per scelta dell'ITF, che ha inteso premiare Paolo Caponigri e il suo staff per la grande riuscita dell'edizione 2013, a cui avevano partecipato 21 nazioni che sono diventate 22 nel corso di questa edizione. Vedremo le loro 22 bandiere nella sfilata che si svolgerà durante la premiazione finale. Ricordiamo che il mondiale a Cervia è reso possibile anche dalla fattiva collaborazione del Comune di Cervia, che patrocina l'evento, e da sponsor del nostro territorio come Romagna Iniziative, consorzio che coordina l'attività promozionale di 8 grandi aziende della nostra zona, e di Conai, che fra le varie iniziative propone la app Racchetta 10+, che potete scaricare dai vostri tablet, dai vostri smartphone oppure a casa con il computer, provare a giocare e vincere 18 racchette che saranno estratte a fine stagione. Scaricate questa applicazione, è un vantaggio che date nel momento in cui lo fate a tutto il movimento beach tennistico, strettamente coordinato con le iniziative e la generosità di Conai. Cosa sarà? Ciao.
Lungo questo tocco di Camilla siamo sul 5-2 con Corbara Ponti che hanno ben risposto al vantaggio di Bacchetta e Cionati nel primo set, conducono un buon margine. Questo tentativo in campanile di Sofia esce controllato dalla sua avversaria, 15-40. Corbara restituiscono la palla alle avversarie che avevano attaccato quasi a colpo sicuro. Federica con questa risposta di dritto cortissima e imprendibile. 5-3. Sofia sceglie di lasciarsi scavalcare da questo tocco, la scelta è giusta, vincente. Lega servizio su 3, 5, 15-0. Ancora Federica, l'evidenza. 30-0. Bilanciere lungolinea. Segno 40-15. Era tu il pelo che era al bagno, portato, usato. Vale il 40-30.
dice Elisabetta? 40 pari. Che accorciano ulteriormente le stanze 4-5. Enrique Iglesias. Ancora vivo Enrique Iglesias. Sulle mani per Enrique Iglesias. Ma che fine ha fatto Enrique Iglesias? Grande. Il suono della musica radio Stretta, gli rimane Sandro Base. In questo pomeriggio di agosto un po' uggioso così, come direbbe Battisti. Comunque noi ci gustiamo questa finale femminile per il mondiale di beach tennis qui al Bagno Delfino, che giustamente Fabio ricordava che non abbiamo detto abbastanza Bagno Delfino. Bagno Delfino, benvenuti! E ricominciamo col commento e ricomincia la finale femminile. Arrivano i coi, marocchini, facciamo una cosa, dai. 2 euro e una birra. 5 euro 2. Polignano, devo dire. È lui, anche nel modo di giocare. Sempre per la serie oggi vedi lui fa corretto, che non è scusa, però intanto c'è. Sara, vogliamo ti lasciare, uscito dal centro. Lei va salutare. Io devo imparare, dopo mi definisco giocatore buono. Siamo al 10° game, scambi roventi in questa finale mondiale di doppio femminile per Camilla. Mi ricordo che oggi gli applausi li ho presi io, quindi con lo scambio di Prima di rovescio, poi picchia frontale di diritto, Sofia Cimatti va a segno. 30 pari sul servizio di Camilla. Avete visto la variazione tattica con Federica che è passata a destra. E va a segno con questo attacco lungo linea 30-40. Un po' più indietro, Poi non ne sente neanche. l'arma. Esce da game per Cimatti e Bacchetta che hanno recuperato in questo secondo set e raggiungono la parità quota 5. Siamo ora quindi ai, come li chiamo io, i tempi supplementari di questo secondo set. Game decisivi ed eventuale ricorso al tie break in caso di 6 pari. 5 pari ora in questo momento, il servizio è sulla racchetta di Sofia Cimatti da Imola. Spinge Chicca, mette giù 15-0.
invece il tocco rimane a rete per Federica che ha recuperato la posizione a sinistra. 15 pari. Adesso siamo al 70% di tranquillità. Tocco di Sofia esce di qualche centimetro nel muro di fotografi che stanno facendo il loro lavoro per le rispettive testate, stanno preparando i migliori scatti di questo finale mondiale dalla luce e dal clima variabile. Game Ponti Corbara. Abbiamo svegliato tutti. Vorrei sentirvi anche cantare se volete. Quella che fa no. Visto che vi vedo un po' spenti, voglio che alzate tutte le mani al cielo e le battete a tempo avanti. Cervia, Magno Delfino, fatevi sentire. Insomma, facciamo venire fuori il sole col battito dalle mani, avanti. Il sole by Radio Student, Giuliano Santrovase. Grazie di essere qui a Magno Delfino in questa splendida cornice di pubblico per il mondiale di beach tennis, città di Cervia. Qui ovviamente nell'arena più bella, le mani tutti. Ritorna in castigo, Arthur. Ragazzi. Da Martina Corbara, 15-0. Ha fatto quella del super tennis. Se mi sembrava un matto, addirittura. 30-0. Quando al terzo set vado a prendere il genere di prima necessità. Ah, ok. Quello non lo vedo. Grande precisione di Federica, 40-15. Donetti ci pensa un po' dove scaricare questa palla, alla fine scende in campo e la coppia al servizio. Andiamo 40-30.
atteso, cioè con tutti i suoi 6 game, contrariamente a quanto è successo oggi nel misto. E ora Sandro, a te. Ora prego le mie vallette di discorso sui 4 lati del campo. Vi regaliamo nuovamente quei gonfiabili che tanti di voi già hanno, quei gonfiabili blu che poi userete anche dopo, offerti ovviamente da Conai. Vi ricordo anche di scaricare l'applicazione di Conai che si chiama Bacchetta 10+, che riguarda ovviamente, salutiamo gli amici di Super Tennis nel frattempo, che riguarda ovviamente il decalogo 10+ di Conai per la raccolta differenziata. È fondamentale nel 2014 che tutti quanti, tutti noi ci aiutiamo a tenere il mondo più pulito attraverso ovviamente la raccolta differenziata. Le nostre ragazze vi stanno distribuendo, scusate, deve essere la pioggia che mi ha un po' torcigliato la lingua, vi stanno distribuendo i gonfiabili che poi dopo in seguito utilizzeremo anche per fare un'onda blu, diciamo così, faremo una ola tirando su tutti i gonfiabili, quindi fatevi regalare, che ve li regala ovviamente Conai, gonfiateli e dopo li utilizziamo tutti insieme, oltre che per star seduti anche per fare l'ola. Intanto ci gustiamo un po' la musica ovviamente di Yuri Maru, la musica di Radio Studio Delta, la radio ufficiale di questo evento e la radio più ascoltata in Romagna. Avanti Bagno del Fino, avanti Ciamia, facciamo sentire il calore e l'energia in questa arena centrale che si sta sempre più riempiendo in ogni ordine di posti. Dobbiamo cercare di superare il numero delle 2500 presenze dell'anno scorso, quindi dobbiamo arrivare almeno a 3000 persone qui a Ceglia, qui al Bagno del Fino. Yuri Maru inizia al Bagno del Fino. Facciamo un saluto anche al cameraman che sta riprendendo tutto quanto per permettervi di avvisare i vostri amici che magari non sono qui e hanno piacere di godersi la partita di andare sul sito ITF Beach Tennis per vedere le riprese in tempo reale ovviamente della partita. È questo ragazzo piccolo, la telecamerina piccola e il treppiede gigante, che è una roba strana, però è questo simpatico ragazzo che abbiamo preso in giro almeno già da 2 o 3 ore sotto al sole. E colgo l'occasione per ringraziare tutti i fotografi, tutti gli organizzatori, tutti quelli che sistemano i campi. Fategli un grandissimo applauso perché se lo meritano. È da mesi, probabilmente forse quasi dalla fine dello scorso anno, che stanno organizzando e stanno mettendo in piedi tutto questo po' di roba, tutto questo po' di divertimento, tutto questo po' di beach tennis mondiale. Avete notato che cominciando a fare un po' di casino e battendo le mani è tornato fuori il sole. Un applauso a Yuri Maru, Sandra Vasi, un applauso a Radio Studio Delta, grazie! Abbiamo ringraziato il collega, ovviamente ringraziamo anche Romagna Iniziative con punti sponsor che vedete del cartelloni gialli dall'altra parte e qui sotto di me, che sono tutte le più grandi aziende qui nella zona: Amadori, Tecno, Gimaldini, Camates, Trevi, Viaggi Manuzzi, eccetera eccetera.
Rientrano in campo le giocatrici, ritorno un attimo in castigo, rilascio la parola a Marco Ortolai. È iniziato il terzo e decisivo set, inizia con questo smash vincente di Camilla. Il set per parte, situazione azzerata. Quindici pari, due set serrati, 6-4-7-5, i numeri dicono dell'equilibrio in campo. Brava Camilla prima ad attaccare, poi a battezzare correttamente fuori questa difesa avversaria. 15-30 con Claudio al lavoro per mettere in ordine la riga esattamente negli 8 metri regolamentari dei due quadrati del campo da beach tennis. Di Sofia è vincente, 30 pari. Stavolta è Federica a mettere in difficoltà l'avversaria con la battuta in lob. 40-30. Finisce un soffio out questo colpo e quindi game per Bacchetta Cimatti che aprono in vantaggio il terzo set. Ricordo a seguire la finale maschile, a questo punto saremo serrati con i tempi di ripresa del gioco perché naturalmente la tempesta di poco fa ci ha fatto leggermente ritardare, non in modo significativo, riusciremo se il tempo tiene a chiudere la giornata regolarmente e però dopo la chiamata dei giocatori, prima che comincino a giocare, avremo anche una finestra sulle speranze, sulla linea verde del beach tennis italiano che si è qui data appuntamento per giocare un proprio torneo di categoria, fare un piccolo stage introduttivo agli ordini dei tecnici federali. Ne parleremo tra non molto al termine di questa finale mondiale che è appesa a un filo. Tutte le ragazze sognano di chiudere sul gradino più alto del podio. Servizio di Camilla che le avversarie non controllano. 15-0. 15 pari. Federica, dopo vari tentativi, alla fine trova il corridoio lungolinea. 15-30. Tanto torni là perché non sono arrivato a vedere 15-40. la cosa la fa. Qua perché la vedete. Avevo stop. Fai un po' di vabbè, allora ascolti, copri lì. Sono migliorato Vai. Pensa a Sofia.
figlio della compagna, si è sentita più sicura a giocare il vincente lungolinea. Vedo che siamo al cambio palle, secondo il prestabilito numero di game. Si riprende con palle nuove, batte Sofia Cimatti, 2-0. Game Ponti Corbara, accorciano le distanze 1-2, partita è vivissima e la tribuna del campo centrale del Bagno Delfino è ormai gremita. Sandro, volevi battere il record delle presenze, ma più di così non ce ne stanno, quindi non te li carichi sulle spalle. Ce ne stanno, guarda, c'è posto sopra, qui sopra al tendone qui, sopra al tendone di Conai Romagna Iniziative, quindi di spazio ce n'è, aggrappati sopra il tendone di TF, insomma di spazio ce n'è sempre qui al Bagno Delfino. Facciamo sentire l'urlo di tutti! Bravi, allora ci siete? Sì, però rimango qui, esco fuori dopo perché è fuori freddo. Guardali che cominciano ad alzarsi in piedi e muovere il proprio corpo, guardali. Nel frattempo vedi, gente continua ad arrivare qui al campo centrale del Bagno Delfino, noi siamo contenti. Riprende la partita E siamo 2-1 per le ragazze alla ribattuta in questo momento, il servizio di Martina Corbara. Favoloso colpo d'occhio del campo centrale del Bagno Delfino. Questa risposta di rovescio di Sofia. A 15:30. 15:40. Game, Cimatti, Bacchetta, si portano 3-1 nella terza e decisiva partita.
22 anni. Poi ci sono anche i 21 della sua compagna e i 21 anche di Sofia, pochissimi di più per Bacchetta al servizio. Ancora Martina mette in diagonale, 0,30. Due magnifiche giocate al limite di Martina Corbara, che ha cercato un angolo difficile. Magnifico lo scambio con la difesona di Sofia Cimatti che costringe all'errore l'avversaria. Grande giocata, 15-30. 15-30. Sì. 40. Spettacolare il giocatore tecnico di Sofia Cimatti. 30-40. Servizio, arriva la Federica ed è 40 pari. Io vorrei sentire cantarvi quando parte, com'è che fa questa canzone? Dovrebbe essere abbastanza facile. La voce! Siamo ai momenti caldi di questa finale del mondiale beach tennis finale femminile qui al Bagno del Pino con il suono di Radio Studio Delta. Una splendida cornice di pubblico che ogni anno mi sembra che migliori. Gente continua ad arrivare perché attorno alle 5, 5 e mezza ci sarà la finale ovviamente maschile che chiuderà questa 3 giorni di mondiale. Prego Orto. Siamo 4-1, turno di battuta per Camilla Ponte. Esce sul tentativo 0-15. Questa volta invece il servizio di Camilla mentre in difficoltà gli avversari dei 15 pari. Favolosa risposta di Cervia al richiamo del beach tennis.
15-30. Entra ancora questo colpo di Bacchetta Cimatti, si portano sul 15-40. Ancora per Bacchetta, Cimatti conducono 5-1 nel terzo set. Ancora vincente di Sofia Cimatti, 15-0. Va bene Chicca, 8, una splendida resistenza in finale portando gli avversari al terzo set. Sofia Cimatti, Federica Bacchetta sono campionesse del mondo 2014. Allora ragazzi, invito tutti quanti a non entrare sul campo di gioco, grazie, per permettere insomma tutti i vari lavori, tutte le cose che ovviamente sono necessarie anche dopo la vittoria del campionato del mondo. Avrete comunque modo e tempo più tardi di fare foto, autografi con le vostre beniamine. Allora signori, io vorrei fare un grandissimo applauso a tutto il Bagno Delfino che batte le mani per le campionesse del mondo. La Cimatti e la Bacchetta, complimenti a voi. E io vorrei fare un grandissimo applauso anche alle altre finaliste, la Ponti e la Corbara, un bel applauso anche per loro. Aspetta, veniamo là, guarda, veniamo anche un po' più noi, vieni un po'. Ok. Io, ovviamente tutti quanti vorrebbero sentire anche la voce. Congratulazioni, complimenti, complimenti a voi, complimenti Federica, complimenti. E ovviamente adesso
adesso sentiamo anche la voce delle due vincitrici. Ragazzi fuori, per favore uscite un secondo dal campo, grazie. Dopo avrete tempo e modo di abbracciarle, di chiedergli quello che volete. Federica e Sofia vi chiedono un secondo di venire qui, perché comunque ci teniamo, il buon Otto e io e tutti quanti ci tengono ovviamente a sentire la vostra voce, a sentire qual è, come dire, le vostre impressioni, come avete vissuto questa vittoria. Intanto le lasciamo ovviamente abbracciarsi, perché è un momento sicuramente importante che fa capire anche l'affinità di coppia, che è importante sia sul campo che ovviamente fuori. E Federica e Sofia. Allora, Arena del Bagno del Filo, voglio sentire il vostro applauso per le campionesse del mondo! C'è niente da dire, credo che immergersi in questo applauso sia l'obiettivo per cui queste ragazze hanno fatto, e lo diciamo pure, anche della fatica, perché io mi sono portato a vedere queste cose. Chi ha un sorriso smagliante, ce l'hai anche quando perdi, figuriamoci quando vinci. Sono contentissima a dir poco, anche perché l'anno scorso sono riuscita a partecipare perché ho avuto un infortunio. Vincere Delfino per me è sempre stato un sogno, sempre perso in finale. E in più quest'anno sono appunto il mondiale, quindi una doppia vittoria, sono felicissima, volevo ringraziare la mia socia. Grazie, grazie a tutti i ragazzi. Per gli europei. Socia, tu questa emozione l'hai già provata l'anno scorso? È sempre una meraviglia. Una meraviglia esattamente l'anno scorso. Sono contentissima di attenuare purtroppo la piccola, però ci troviamo benissimo e speriamo bene per gli europei adesso. Sì, perché queste ragazze hanno un programmone di eventi nazionali e internazionali, di europei, ci saranno a brevissimo. Martina, Elisa, ne avete voglia, non tanto, lo so come. Io penso che. Ragazzi, mi chiamate forte con un applauso Martina e Camilla. Sì, sì. Scusate, volevo chiedere a Giulia Spazzoli, che non la vedo. Vieni qua! Giulia? Intanto non hai voglia, lo so Camilla, che lo so che non hai voglia, che voglio darti fastidio. Allora facciamo una cosa, senza dirti una parola, me lo fate un super applauso a Camilla e Martina. Hanno insieme molto meno della mia età, e vengono a vedersi una giornata così. Camilla però è finita come l'anno scorso, ma c'è anche il 2015, qua Cervia non va via. Di strada, guarda Federica ci ha messo il suo tempo. Martina, qualche saluto da fare, qualcuno da ringraziare? Grazie a Danny Cirello, il nostro allenatore che mi ha aiutato e niente, Prima ci tipo per me Eccoli, la curva, grandi ragazze. Per chi ha trovato la sua storica compagna di doppio, la signora. Allora il cerimoniale adesso prevede la premiazione dei tornei giovanili e non solo. Allora, io direi di cominciare prima da quelli più adulti, categoria open, perché abbiamo giocato il doppio misto e il consolation, che io chiamo insolation perché si gioca sempre a mezzogiorno, tra le squadre che hanno perso il primo turno, sono state poi recuperate in un altro tabellone e che ha ricoinvolto anche molte nazioni. Partiamo dagli under perché siamo sicuri che ci sono, intanto tutti quelli che devono essere premiati si organizzano per essere qui attorno. Allora, under 12, siete pronti? Terzi classificati, siete pronti under 12? Sto qua in mezzo, mi sento in imbarazzo? Terzi classificati, Bucci e Arrighetti.
Non volete perdere questo applausone qui. Voce e Righetti, venite qua, guardate che bel palco d'onore che hanno allestito i collaboratori del Beach Tennis Cervia, sempre in bianco. Questa è una tradizione, li chiamavo angeli bianchi per la loro dedizione, la loro disponibilità e la passione con cui fanno questo lavoro, che permette ogni anno di avere 22 nazioni, un posto per tutti in tribuna, servizi, tutto quello che serve per fare un torneo. Andiamo avanti, terzi classificati, Attolino Putignano, ci sono? Ecco, pochi secondi per stare pronti, perché dopo dobbiamo scorrere. Secondi classificati, Taroni Bazzi, ci sono? Taroni Bazzi. Non mi ha messo i nomi di battesimo, adesso voi me li urlate forte dentro il microfono. Si chiamano tutti e due Mattia. Ci sono anche i terzi, è arrivato il terzo, Ucci, e naturalmente premio anche per Arrighetti. Taroni Bazzi sono arrivati i secondi, vincono il torneo Under 12 al bagno del fine del Cervia, Venturi e Marangoni. Ci sono Venturi e Marangoni, eccoli qua, li premia il direttore del torneo Paolo Caponigri insieme al suo staff, davanti a questo magnifico schermo gigante che ci ha fatto compagnia in questi giorni. Qui sarebbe bello adesso mandare un bel tweet per complimentarsi con questi ragazzini. Under 12, Venturi e Marangoni hanno vinto il bagno del fine. Siamo un po' veloce perché qui dobbiamo andare verso la finale mondiale maschile. Allora, Under 14, terzi classificati Broletti e Zanotti, anzi scusate, Broletti, Zanotti e Cervellati, e Nuti e Pastorelli. Questo mi pare ci siano tutti. Broletti, Zanotti e Cervellati e Nuti Pastorelli, terzi classificati. Secondi classificati Gridella Bretagni. Parliamo della categoria Under 14, ci sono anche loro. Avete notato che Miki Folegatti, vieni anche più vicino per favore, che questi ragazzi indossano delle divise federali della FIT, perché la FIT sta facendo un programma di valorizzazione del beach tennis giovanile, li ha raccolti tutti qui a Cervia e ha fatto una specie di stage, ovviamente tutto reso più importante dal torneo che si è svolto, e poi ci sarà un lungo programma di valorizzazione per creare nuovi campioni. Al primo posto si sono classificati Merciari e Calabrese, Under 14. Grande Merciari, di nome? Tipo Watch Live. Merciari Calabrese. Diversamente pettinato Paolo Caponigri, una grande famiglia nostra. A lei l'applauso agli Under 14, vedete alcuni con la divisa federale. Miki, ci sei, vicino. Passiamo agli Under 16. Facciamo questo applauso, Under 16. Proprio l'applauso per il Delfino per Gola e Martinelli. Martinelli sono qua. Ci sei sotto. Quello è il tuo palco per il terzo posto e gli altri terzi e pari merito Lucy e Sanchi. Vai in Grande Chico intanto che fa spettacolo per i bambini. Al secondo posto si sono piazzati Cappi e Banci, li abbiamo visti stamattina alla loro finale. Grandi ragazzi. Primo posto categoria del 16 per Barisone e Sabatini, li abbiamo già visti intervistati oggi sul campo centrale, da quelli qui che raggiungono la zona podio. Miki. Vai Buccelli! 30 secondi di che cosa si tratta il vostro progetto federale? Niente, molto brevemente, è nata oggi la prima selezione nazionale Under, in previsione di eventi internazionali dedicati ai giovani. Abbiamo voluto far vedere che noi a livello italiano come federazione
siamo già pronti con una selezione giovanile e quindi le federazioni estere possono vedere che la nostra nazionale è pronta. Io ci tenevo a chiamare i ragazzi qua, le coppie che si sono meritate molto velocemente, sì, questa prima convocazione. Ragazzi, venite qua, allora vediamo i campioni, venite qua, veloci. Facciamo un applauso ai campioni italiani under 10, under 12, under 14, under 16. Divisa da nazionale. Allora io vorrei fare un grandissimo applauso alla prima nazionale under italiana. Ringraziamo molto che ha collegato tutta l'ITF che ha permesso il gioco. Sono i primi campioni italiani più forti. Adesso aspetto 12 nazioni da Paolo da farsi. Ok, chi mi fa? Io direi che a questo punto ritorniamo ai nostri posti con la scuola dopo la ricreazione e mi sarebbe piaciuto avere tutti qua anche i ragazzi del Consolation e del doppio misto, se magari sono qui le coppie della finale, facciamo la premiazione così in qualche modo li alleggeriamo da questa loro responsabilità di un premio da portare a casa, ma vedo che nella confusione nel punti magari qualcuno ha preferito andare eccole qua, eccole qua. Figi! Abbiamo due ragazze stupende del Consolation, quindi cominciamo. Venite con me. Sara? Guarda, mi ricorda anche il tuo nome. Me la fai? Che si è svolto conto, va bene. Ah ok, ci sono più giorni. Casa dei grandi prendono una medaglia da Paolo Caponigri, Casa dei grandi per il torneo da Consolation Installation. Bello, dopo essere state eliminate dal tabellone principale sono rimaste qui a lottare, hanno vinto battendo anche una concorrenza piuttosto. Invece nelle maschili hanno vinto la finale i fratelli Calventi. Li salutiamo nei vostri comunque. Una premiazione misto direi. Io vado soprattutto perché ricordo i finalisti di oggi che erano Godio Diaz qui e poi i vincitori che sono Faccini e Milo Ponti, se la riusciamo a recuperare. C'è, vamos, rapido. Questa ragazza che già 2 anni che si fa grande Patrizia, grande anche Matteo allora è stato fare il cavaliere di questo Dama sudamericano. Questi sono Godio Diaz, hanno vinto invece il titolo. Punti, lo troviamo? Martino, vieni qui. E Marco Faccini. Dai che siamo nei tempi, eccolo Marco Faccini. Con lo stellone di questa mattina con cui ha vinto la finale, ora si propone con la bibita dello sponsor che gli caccia €1 milione per non separarsi mai.
Camilla, dai un po' lo sforzo, lo so che vorresti andare a Cappadocia per starci su, una finale persa, soprattutto nel primo set per qualche palla decisiva. Tanto fantastico il lavoro dei volontari del beach Tennis Serbia, potrebbero anche seminare qui, crescerebbe qualcosa. La natura è perfetta. Sarà calcato dai maestri della racchetta, dove una volta una prevalenza della nostra regione, della Romagna, l'inserimento di un amico del sud da Taranto, presenteremo dopo, li conosceremo dopo perché sono amici di tutti, sono i vostri idoli, di tanti bambini che sono qui che spingono, hanno applaudito le ragazze, sono andate a prendere i gadget e ora sono pronti a applaudire. Punti non lo troviamo ragazzi, mi dispiace che... E Camilla Conti, se ci sei vieni al punto che ti dobbiamo giustamente premiare insieme al tuo compagno Marco Faccini, al tuo socio ovviamente Marco Faccini. Camilla aspetta un secondo, Patria Dolce vieni qua. Lo puoi prendere solo su internet e devi avere un invito. Devi avere. Ok, allora intanto premiamo giustamente, se vuoi faccio quello che faccio io. Io però i miei inviti non so se è il caso. Io lo compro a 3 inviti. Devi seguire. Una controfigura un po' così così. E chi l'ha comprato io gliel'ho chiesto. Camillo. 4K. No, 54. Ragazzi, se mai la facciamo dopo, la facciamo dopo quando facciamo anche delle nostre video. Ancora un po' non è da rotare, non è vedete 4 giri. 2 minuti ragazzi, Sandro io il microfono e torno in questo frame, ma alla finale maschile, tu cantaci una canzone. Perché io mi scriverei un po' di volume così facciamo sentire un po' di buona musica all'arena del bagno del Fino che si prepara giustamente per la finale maschile del mondiale di Miss Tennis. Adesso è un po' difficile trovarli perché non è partita da maggio. Ho capito, ma ancora non si trova, per me fra un mesetto e mezzo, 2 lo trovo. No, fate un buon applauso per i vincitori del misto. Bravo Fabio. Manca la Camilla Conti, però comunque è lo stesso, la premiamo dopo. Glielo posso portare io sotto? No, vabbè dai. Bagno del Fino, ci siete? Il prossimo anno voglio le Beach Girls però con me, eccole qui. Se c'è qualche signorina disponibile a fare un balletto qui davanti alla mia autorizzazione. Android ma la devi mettere Thank you.